I Chiaramonte furono un'antica famiglia nobiliare siciliana molto potente nel XIV secolo. Originari di una località francese chiamata Clermont, i più antichi componenti della famiglia arrivarono in Sicilia al seguito dei Normanni, a cavallo fra il XIII secolo e il XIV secolo. Il ramo siciliano di tale famiglia ebbe per esponente Federico I, signore di Sutera, che sposò in Agrigento la nobile agrigentina Marchisia Prefoglio, da cui nacque Federico II, signore di Racalmuto, Siculiano e Favara, a cui si deve la costruzione intorno al 1310 del castello di Siculiano. L'odierna torre dell'orologio fu costruita nella prima metà del XX secolo sulla preesistente chiesa dedicata alla Madonna del Rosario. La chiesa, edificata nel XVII secolo grazie alla concessione del barone Blasco Ispar, fu agibile fino al 1859 e successivamente abbandonata. Sui suoi ruteri furono costruiti i locali della Casa del Fascio con l'odierna torre dell'orologio. L'intero complesso edilizio infine è stato ristrutturato negli anni 90 del secolo scorso e attualmente ospita la sede del Consiglio Comunale. L'orologio meccanico, posto sulla cima della torre, risale al 1887 e porta la firma di Vincenzo Scibetta da Bisacquino. Cosa pensi di questo giro che stiamo facendo? Penso che sia un'opportunità meravigliosa per noi siculianesi e per mostrarci, per vedere quello che il nostro paese ha da darci. Molti di noi, per esempio, già vivendo nella parte nuova di Siculiana e non nel centro storico, non conoscevano questa parte meravigliosa del paese che, a parer mio, è davvero qualcosa da vedere. Vi state piacendo questa esperienza? Sì! Il santuario del Santissimo Crocifisso, dedicato inizialmente alla Madonna del Carmelo, fu edificato dai padri carmelitani alla fine del XVI secolo, su concessione da parte del barone Blasco Ispar e Corillas, a cavallo tra il 700 e 800, grazie alla donazione di don Vincenzo Alfani, facoltoso notabile del posto e suocero del barone Stefano Agnello di Cefalù. Si poterono compiere grandi lavori di ampliamento e decorazione della chiesa, che si conclusero nel 1813 con la realizzazione del transetto, della cupola, dell'abside, della sagrestia e dell'oratorio. Verso la metà del 1800 anche il vescovo di Agrigento Mons, Domenico Maria Loiacono, si impegnò per l'arricchimento della chiesa del suo paese natale e il suo stemma in pietra è ancora visibile in uno dei muri esterni dell'edificio. Cosa ne pensi di questa esperienza? È molto wow, dai, prendiamo qualcuno, vieni qua. Elisa, tu cosa ne pensi di questa esperienza che stai vivendo? Wow! Che sia molto bella, istruttiva, insomma, per i siculianesi serve perché dobbiamo sapere il nostro passato. E noi giovani faremo di tutto per valorizzare il nostro territorio. Sì!
I primi due piani del palazzo furono costruiti alla fine del XVIII secolo dalla famiglia Agnello, baroni di Segneferi, giunti a Siculiana a seguito del matrimonio celebrato nel 1797 tra il nobile Stefano Agnello di Cefalù e Caterina Alfani, appartenente alla facoltosa famiglia siculianese degli Alfani. Il secondo piano venne successivamente innalzato nel corso del XX secolo per soddisfare le esigenze della famiglia. Nell'estate 1964, in mancanza di alberghi, fu ospitata nel palazzo la troupe cinematografica del film Sedotta e abbandonata di Pietro Germi. Ti interessa l'intervento e le cose che stai scoprendo? Attualmente sto amando molto questa passeggiata all'interno del nostro paese. Il bello è che magari si poteva pensare che fosse inutile perché tanto siamo all'interno di Siculiana, qualcosa che già noi conosciamo, mentre in realtà abbiamo questa opportunità di scoprire molti lati nascosti del nostro paese che magari noi stessi di cui noi non ne avevamo Certo, della Flavia è conoscenza. stata molto Condividi- brava. Condivido appieno. Il palazzo fu costruito nel XVIII secolo dagli Alfani, famiglie innotabili, giunta a Siculiana, probabilmente da Palermo, nei primi decenni del Settecento, in quanto i primi atti erogati in Siculiana dal giovane notaio Reggio Carmelo Alfano risalgono al 1736. Dal matrimonio di Don Carmelo Alfano con Giovanna Tardo di Siculiana nacque Don Vincenzo, noto benefattore della matrice. Nel 1990, nel cortile interno al palazzo, furono girate alcune scene del film Porte aperte di Genio Amelio, tratto dall'omonimo racconto di Leonardo Sciascia. La chiesa di San Francesco venne eretta dal decreto di costruzione del 1660-61 a spese di Francesco di Michele. Ricostruita nel 1995, è sede della partenza dei giorni di Pasqua della confraternita di San Michele, della Maddalena, di San Giovanni e di San Pietro. La chiesa della Madonna delle Grazie fu inaugurata con la celebrazione della Santa Messa nell'anno liturgico 1679-80, dopo che il vescovo di allora aveva dato ordine di verificare se la stessa fosse dotata di vestimenti e vasi sacri per aprirsi al culto. La chiesa di Sant'Antonio da Padova fu costruita nel 1732 da Antonio Feilla di Ferla della diocesi di Noto. Dopo aver costruito due chiese, una nel suo paese e una a Castro Filippo dedicata al patrono degli animali, fondò ed eresse quella di Siculiana.
eretto nel 1927, grazie all'azione svolta da un comitato cittadino costituitosi con lo scopo di raccogliere fondi per la costruzione di un luogo della memoria che ricordasse tutti quei giovani siculianesi che avevano perso la vita durante la Prima Guerra Mondiale. Negli anni 90 vennero installate sul supporto metallico due lastre di marmo, in cui furono incisi anche i nomi dei siculianesi caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. La chiesa venne fondata nel 1710 dal sacerdote Santa Lucia, che la inaugurò con la celebrazione di una messa nel 1713. Sebbene nel 1958-59 fu istituita la parrocchia della Beata Vergine Maria, la chiesa venne chiusa al culto quando, per servire ai quartieri di nuova espansione, si decise di trasferire la sede nella parrocchia della chiesa di San Vincenzo. Arrivati al Museo Mete. Dietro le quinte. Prima i due piani del palazzo furono costruiti alla fine del Andrai su internet. Fai le perla, ma Dove siamo? Qua siamo, al numero 3 siamo. siamo al Santissimo Crocifisso. Numero 3, dobbiamo fare ancora tutto questo. Perderemo sì la scuola. Salutate! Ciao Andone! Questo è un video, E comunque complimenti alla guida.